Per la politica torniamo ad occuparci del riordino delle province. Stamane a Roma, nella sede dell'Unione delle Province d'Italia, i presidenti degli enti intermedi di Venezia, Rovigo, Verona, Padova e Treviso hanno chiesto ed ottenuto un incontro con i parlamentari veneti per discutere del decreto governativo in merito alle province. Sentiamo. Un invito al governo Monti a risparmiare senza spendere inutilmente commissariando le province viene direttamente dal presidente del Consiglio direttivo dell'UPI Veneto, Leonardo Muraro, oggi a Roma nella sede dell'Unione delle Province Italiane insieme ai presidenti delle province di Rovigo, Tiziana Michela Virgili, di Verona Giovanni Miozzi, di Padova Barbara Degani e di Venezia Francesca Zaccariotto. Sul tavolo di discussione con i parlamentari del Veneto il decreto legge del 5 novembre 2012 numero 188 sul riordino delle province e sull'ipotesi di azzeramento delle giunte provinciali a partire dal 1 gennaio 2013. A tale decreto i presidenti delle province venete hanno risposto con un documento atto ad emendare la proposta del governo. Punti principali sono la definizione delle funzioni fondamentali delle province, dalla pianificazione territoriale e ambiente ai trasporti e l'istruzione superiore ed edilizia scolastica, inserendo protezione civile, politiche del lavoro e centri per l'impiego, polizia provinciale e controllo del territorio. In discussione anche i temi relativi alla città metropolitana, per la quale si ribadisce la necessità di mantenere l'elezione diretta universale sia del sindaco che del Consiglio metropolitano. Presentata ai parlamentari per essere portata avanti in Parlamento anche una richiesta diretta di ridefinizione territoriale che sia responsabile e tenga conto di criteri economici, morfologici e identitari. Commissariare le province rappresenta una spesa inutile, spiega Muraro. Siccome siamo stati accusati di non voler risparmiare, invitiamo il governo Monti a fare altrettanto, perché non si dica mai che il governo Monti, tanto attento alle spese degli enti locali che ha ormai ridotto sul lastrico, non dia il buon esempio.